Siamo qua a Sanremo, dal Monastero delle Carmelitane Scalze, per la partenza di questa prima tappa del Tour dei 4 Elementi, che vedrà Andrea protagonista in tutta Italia, 35 tappe. E sarà veramente un percorso meraviglioso. E Andrea, che sensazioni stai provando? Ma allora, sensazioni bellissime perché è un progetto su cui lavoriamo da settembre 2025 e finalmente è arrivata l'ora di salire in sella. Chiude un percorso con la mia squadra di 5 anni che ci ha visti in Islanda, in Scandinavia, in America e in Spagna, e devo dire che chiudere con questi 3200 km nel nostro paese non può che essere un sogno che si sta realizzando. E cosa ti ha colpito di Sanremo? Perché hai deciso di partire proprio da Sanremo? Ho deciso di partire da Sanremo perché comunque amo pedalare, ma amo anche vedere pedalare. Ho fatto la Milano-Sanremo nel 2011 per qualificarmi poi alla Parigi-Brest-Parigi e mi è sembrato il posto ideale. Devo dire, me l'hanno chiesto anche ieri, tra l'altro, e appena mi è venuto in mente Sanremo non ho più cercato una seconda città, perciò ho sentito subito che c'era l'energia giusta, era la città giusta. Beh, adesso noi qua abbiamo il mare davanti e indicaci un po' qualcosa di tecnico su questa prima tappa. Beh, questa prima tappa affronteremo il Poggio e la Cipressa al contrario, due salite storiche che sono molto, molto dure, sono circa 50 km che ci, diciamo così, fanno partire per quello che ci aspetta nelle prossime tappe, perché soprattutto nelle Alpi ci aspettano delle giornate veramente molto complesse. Serve proprio per partire, prendere confidenza con i mezzi, con la squadra. Ci sarà con me Patrizia Spadaccini, così impareremo anche a pedalare assieme e dopo si comincia a fare sul serio. Oggi diciamo che ce la godiamo e pedaliamo nella storia. Beh, oggi quindi è un prologo. È un prologo, è un prologo. E allora noi, Andrea, pedaleremo un pezzetto, tutta la tappa con te e ti accompagneremo. Noi siamo veramente onorati di poter fare parte di questa prima tappa con te e con Patrizia. È veramente una cosa immensa e noi ti seguiremo perché io voglio vedere quando salirai sull'Etna. Sarà una bella sfida. Ho scalato l'Etna nel 2016 da Citrezza, perciò un'avventura bellissima di una giornata dove l'abbiamo chiamata la montagna senza vetta, perché comunque quando ci sono le eruzioni la sua altimetria cambia, perciò saranno 2000 metri di altitudine con la bici da strada, poi la mountain bike e poi con le mie stampelle katana farò gli ultimi 400 metri a piedi fino sul cratere. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Siamo qui con l'amica Patrizia che è campionessa paralimpica di tandem. Atlanta. 96. Mamma mia. 30 anni. Che bello. E cosa ci vuoi dire di come ti... Allora, la prima cosa, bellissimo essere qui a Sanremo perché Sanremo è la patria, no? Della Milano-Sanremo, di gare bellissime, della canzone, dei fiori, quindi racchiude un po' tutto quello che è il ciclismo, perché nel ciclismo ci sono tutte queste bellissime cose. Poi stiamo qui con i 4 elementi, con Andrea De Vincenzi, che è un ragazzo meraviglioso che fa delle cose stupende ed è veramente una persona meravigliosa, e stare con queste persone ti aiuta molto a crescere, quindi io auguro a tutti di poter partecipare un pochino o a vedere le gare paralimpiche, perché ti permette di vedere quel qualcosa in più che noi ci dimentichiamo. La nostra vita è meravigliosa e dobbiamo godercela giorno per giorno, quindi questo tour che farò insieme ad Andrea mi permetterà di vedere delle cose bellissime, ma di capire esattamente cosa si può fare senza avere tanti problemi, ma pensare che la bicicletta è libertà. E poi ringrazio anche un nostro amico che è scomparso da poco, perché ha sempre insegnato che bisogna insistere fino alla fine. Beh, l'amico, scusate se mi sono commossa un po' anch'io, l'amico credo di aver capito che fosse Alex Dagardi. Esatto. E
lo conoscevi proprio? Sì, ho avuto la possibilità di gareggiare con lui, tra l'altro era molto disponibile con tutti perché lui aveva il suo motovan e aiutava a mettere a posto l'e-bike, e poi l'ho sentito nelle scuole, parlava con un cuore, con una possibilità, un po' come sta facendo Andrea che va nelle scuole e parla, perché queste persone, come dicevo prima, hanno una marcia in più e dobbiamo ascoltarle, perché dobbiamo essere più umani ed amarci un pochino di più. Esatto, e è quello che dovremmo imparare tutti, in bicicletta, sorridendo. Esattamente, la fatica è bella proprio per questo motivo. Grazie Patrizia, grazie veramente. 3, 2, 1, via! E si parte, forza ragazzi, alla grande! Quello che ti dicevi fatto, dai, fai. Abbiamo avuto l'onore oggi di dare il via a Andrea De Vincenzi, un grande atleta che percorrerà circa 3.000 km con l'arrivo in Sicilia, 35 tappe, veramente una grande impresa che ci onoriamo di aver avuto proprio in Liguria in partenza oggi da Sanremo. Bene, nella mia tenuta. Lì non ero, quella volta là non ero nel mio. Angelo, ciao, buongiorno. Gli altri amici che ci conosci. Luca Giordano lo conosci? Lascia stare.